È una notizia che toglie momentaneamente forse anche tutti i sentimenti che una persona può provare, forse è un bene, altrimenti probabilmente uno crolla sul posto. Si ha talmente l'immediatezza del vuoto che lascia un figlio che non c'è spazio, mi sembra parole un po' assurde, non c'è spazio per altre cose. Parlano gli occhi di Fredile Bernardello, gentili, dignitosi, velati da una tristezza dolorosa e infinita. Il 14 ottobre l'esplosione di Casteld'Azzano gli ha rubato il figlio Davide, 36 anni, fiero e orgoglioso carabiniere in servizio all'aliquota di pronto intervento, un lavoro di cui andava fiero, che aveva fortemente voluto. Era il suo sogno da piccolino, l'ha portato avanti con la determinazione che aveva e con orgoglio poi era arrivato dove voleva e lo faceva sempre con tanta passione. Troppo forte il dolore per pensare all'indagine in corso, confessa Fredile. Tutto questo per noi è ancora molto, molto lontano dai nostri pensieri, sapere cosa succederà, se ci sono responsabilità, anche i sentimenti che abbiamo nei confronti delle 3 persone che hanno causato tutto questo sono sentimenti che ancora non abbiamo nessun sentimento, proprio perché ancora è il dolore che è preponderante. E il pensiero corre veloce ad altre 2 famiglie che piangono, quella di Marco Pifferi e Valerio Daprà. Sono qua anche per rendere onore e rendere merito a Davide. Vuole farci un ultimo pensiero anche per Valerio e per Marco che erano con lui? Appena passati questi giorni di tumultuosi, vorremmo anche noi andare a far visita, se non altro alle loro tombe, perché erano con Davide, erano là con loro e quindi è giusto almeno rivederli in termini così, mi capirete, almeno andarli a trovare e dire una preghiera. Noi siamo anche credenti, quindi fare una preghiera sulle loro tombe.